Sinagra, tutte e due. Io poi sono nata a Rocca di Capriglione. Allora, Enza ha intervistato la mia mamma e si è fatta dire come ha trascorso il fidanzamento con papà. Ve lo voglio raccontare, scritto da lei e magari un po' mio. Negli anni 40 la maggior parte delle donne qui a Sinagra lavorava nell'agricoltura. Giuseppa Ioppolo, che sarebbe la mia nonna, e Ignazia Cefalo, la mia zia, sorella di papà, che abitava qua, raccoglievano arance, diventarono amiche e una sera Ignazia organizzò nella sua casa una serata da ballo ed invitò la famiglia di Giuseppa Ioppolo, che sarebbe mia nonna, che portò al ballo la giovane figlia Angelina, la mia mamma. La ragazza durante la serata cantò una canzone e Michele, il fratello di Ignazia, nonché papà, rimase incantato della bellezza e della voce della ragazza. Michele, infatti, sosteneva che la vista di Angela le aveva provocato sbattia a testa antare un pizzo di cantunera e non mi ripigliai più. In seguito la serata venne organizzata nella casa di Giuseppa, cioè la mia nonna, e Michele ebbe la possibilità di chiedere la mano della mamma alla sua mamma. Dopo il consenso, Michele si presentò in famiglia e la mamma Catena consegnò al figlio il suo anello per donarlo ad Angela in segno d'amore. Nel frattempo, Angela e Michele lavoravano nell'azienda agricola del barone Salleo. Lei raccoglieva nocciole, Michele faceva usaccaro. Dopo 6 mesi, Michele propose ad Angela la foitina, dicendo: o andiamo a vivere insieme o ti lascio. Angela era perplessa perché la mamma non le acconsentiva al matrimonio. Michele, per aggirare l'ostacolo al fine di avere una benedizione, andò a San Pietro, non a San Pietro a Roma, ma a San Pietro, una contrada qui di Sinagra, dalla zia Rosa, che sarebbe la sorella della nonna Giuseppa. La zia, convinta che la coppia aveva intenzioni serie, diede loro la benedizione, donando a Michele un tumolo e mezzo di frumento, dicendo: vai a casa, prepara il pane, così quando arriva la mia nipotina trova qualcosa da mangiare. Michele fece il ritorno a casa da mamma Catena, la quale preparò il pane e i biscotti. Nel tardo pomeriggio Michele si comunicò a Giuseppe Lenzo, che era l'amministratore della ditta Salleo, che il giorno successivo si sarebbe assentato dal lavoro perché avrebbe iniziato la convivenza con il suo amore. Angela, la cosa più importante della sua vita. Commosso, l'amministratore invitò Michele ad andare nella dispensa del Palazzo Salleo e donò al ragazzo pasta, olio, formaggio, eccetera, e tanti prodotti per la casa. Dopo un mese dalla foitina, Angela e Michele si sposarono nella chiesa addolorata. Celebrò il matrimonio padre Ficarra. Una grande festa con parenti stretti seguì il rito. Secondo la tradizione vennero gustati maccheroni col sugo di maiale e polpette. Nei giorni successivi si trasferirono agli Aga di Piraino, ma dopo 3 mesi fecero ritorno a Sinagra, poiché Michele non svolgeva un lavoro che amava. Dopo 9 mesi nacque la prima figlia, Tina, la mia sorella. Subito dopo Michele e il cognato Carmelo, venuti a conoscenza che a Rocca di Caprileone cercavano operai per la raccolta di olive, si trasferirono insieme ad altre donne per raccogliere olive. Di lì a poco Angela seguì Michele con la bicicletta. Si trasferirono a Rocca di Caprileone, un piccolo casolare. Dal matrimonio sono nati 4 figli: Tina, Pippo, Melo e Nina. Oltre al lavoro in agricoltura, hanno aperto un negozio di generi alimentari molto fornito e con tanti sacrifici hanno formato una bellissima famiglia. Michele lasciò la moglie e i figli il 26 dicembre del 91. Oggi Angela non c'è più, ma dopo tutto questo tempo è stata circondata dall'amore dei figli e dei nipoti: Massimo, Angela, Marcello, Salvatore, Michele Antonio, Michele, Elisa, Andrea, Roberta, Chiara e dai pronipoti Matteo, Federica, Sofì, Siria, Aurora, Giuditta, Alicia, Giulia, Ruben, Nicolò, Giordana, che è qui presente. Vieni Giordana, vieni. Vieni amore. Giorgia, Gabriele e Clelia. Questa è la storia dei miei genitori. Sono orgogliosa e fiera di essere origini di Sinagra. È stato un piacere ascoltare questa storia. Enza Mola, siamo in diretta su Bella Sicilia, parliamo di questa giornata. Per me è una bellissima giornata perché credo in queste cose, cioè si vede il cambiamento che c'è
durante il tempo che passa e bisogna riflettere. Prima non c'era niente, si era felici, oggi abbiamo tutti, ma tutte le persone sono infelici. Quindi questa è proprio per aiutare a riflettere. Complimenti, complimenti. In diretta da Sinagra per questo importante giorno dedicato a tante storie dedicate a questo borgo siciliano. Prossimamente su Onda TV le storie complete e la passeggiata completa di questo grande pomeriggio.